È una persona che partecipava alle attività del paese e alle iniziative soprattutto del motoclub di cui lui faceva parte, e quindi immagino veramente lo sconforto di tanti che lo conoscevano, di tanti amici, della famiglia in primis, a cui veramente un abbraccio di cuore, perché una notizia che ha sconvolto la nostra comunità. Profondo cordoglio ha suscitato la notizia della morte del 58enne Adriano Manzan, deceduto nella mattinata mentre stava effettuando alcuni lavori nel giardino di casa in via Taia Ariol. L'uomo, intorno alle 11:15, sarebbe stato colpito al volto da un albero che aveva appena tagliato. A trovarlo a terra pare sia stata la moglie, che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario con più mezzi, compreso l'elisoccorso, carabinieri e polizia locale. Contro il grave trauma cranico-facciale nulla hanno potuto i soccorritori. Adriano Manzan è ispirato in quello che avrebbe dovuto essere per lui il luogo più sereno e protetto. Nell'area sono stati effettuati vari rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Come informa il Comando Provinciale dei Carabinieri, il medico legale, la dottoressa Valentina Zamai, ha confermato la causa accidentale del decesso. Il PM di turno, Federica Urban, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Adriano Manzan, sposato e con 2 figli, lavorava in un'azienda del mobile a Mansuè, nel Trevigiano. Era molto conosciuto a Pasiano di Pordenone anche per l'attività del motoclub di cui faceva parte. Sono di Pasiano, so che faceva parte dei gruppi motociclistici di Pasiano, so che frequentava assiduamente Pasiano. Era una bravissima persona, un lavoratore che nei momenti probabilmente di ferie cercava di accomodare il giardino, di fare delle cose. Noi abbiamo sentito l'elicottero che arrivava e dopo abbiamo sentito praticamente che è successo questo incidente. Ci dispiace moltissimo perché era un bravo ragazzo. Ho lavorato 10 anni con lui, era un gran lavoratore, una brava famiglia, brave persone, quindi non mi sento di aggiungere altro.